Il 13 settembre la gente accorse da tutto il Portogallo, sperando nell'apparizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che cosa desiderate da me? Pregate Nostra Signora del Rosario perché faccia terminare la guerra. A ottobre verrà anche San Giuseppe con il bambino Gesù per ottenere la pace nel mondo. E apparirà anche nostro Signore Gesù Cristo per dare la sua benedizione. Dio è contento dei vostri sacrifici. Ma non è necessario che dormiate con quella corda. Portatela soltanto durante il giorno. Qui c'è una bambina che è sorda e muta. Potrà guarire un giorno. Prima di un anno starà molto meglio. Ho ricevuto molte richieste di guarigione. Lo so. Alcuni li guarirò, ma non quelli che non hanno fede nel Signore. Ho portato qui con me 2 lettere che una signora di Olival mi ha incaricato di consegnarvi. E mi ha anche chiesto di darvi in dono questo flacone di profumo. In cielo non servono queste cose. Vieni prima tu. Tu mettiti qui. E tu qui vicino. Fermi, guardate qui. Una fotografia! Chi vuole comprare una fotografia? Io voglio una fotografia dei 3 bambini. Chi vuole comprarla? Comprate una fotografia. Una fotografia. Comprate una fotografia. Comprate la fotografia dei 3 bambini. Figlia mia, se continua così, domani soffocheremo tutti quanti alla cova d'Airia. Se la Santissima Vergine non farà un miracolo, corriamo il rischio di essere uccisi. È meglio che andiamo a confessarci. Se vuoi andiamo pure a confessarci, mamma.
Ma io non ho paura di morire domani. Sono sicurissima che Nostra Signora farà quello che ha promesso. Il 13 ottobre 1917 faceva freddo, come può fare freddo in quegli aspri paesi. Quanti erano? 30.000, 50.000, 60.000? La Vergine doveva apparire e fare un miracolo. State soffocando mio padre! Sono qua, Lucia, mi metto dietro di voi. Che cosa desiderate, signora? Il mio desiderio è che in questo posto venga costruita una chiesa in mio onore. Io sono Nostra Signora del Rosario. Continuate a recitare il rosario tutti i giorni. La guerra sta per terminare e i militari torneranno presto alle loro case. Oggi ho molte cose da chiedere a Nostra Signora. Se curerà le persone malate, se convertirà i peccatori del mondo. Qualcuno sì, qualcuno no. I peccatori devono pentirsi e chiedere perdono per i peccati commessi. Nostro Signore non dovrà più essere offeso, perché ha già sofferto molto. E a me non desiderate più chiedere nulla? No, da te non desidero più nulla. Il sole! Il sole! Ti prego, mio Dio, fammi morire qui! Io credo in mio Padre Onnipotente! Come la Madonna aveva predetto, Francisco morì nel 1919 e Giacinta nel 1920. Lucia è ancora viva per testimoniare dell'accaduto. Durante la sua visita a Fatima, il Papa ha benedetto i nostri 3 piccoli attori.